Un ulteriore passo in avanti verso questo percorso che è stato attivato da questo governo e che ci vede assolutamente responsabili nel dare a questo Paese una visione molto più federalista, interpretare fino in fondo i dettami della Costituzione, ma soprattutto pensare che autonomia corrisponde a responsabilità. Conferma la linea e mostra fiducia Luca Zaia al termine della conferenza delle regioni che ha dato l'ok al progetto di legge Calderoli sull'autonomia. 4 i voti contrari arrivati dai governatori di centrosinistra, Toscana, Emilia-Romagna, Puglia e Campania, niente che Zaia spiega così. Comunque non hanno disconosciuto il percorso di autonomia, ma hanno avuto da ridire sulle modalità. Se l'esito in conferenza delle regioni per certi versi sembra scontato, vista la maggioranza di presidenti di giunte di centrodestra, diverso il clima in ANCI, l'associazione dei sindaci con quelli del sud che fanno scudo. Questione territoriale ma anche politica, a pesare ora anche l'effetto Schlein, la neosegretaria del PD che spesso ha espresso forti critiche all'impianto Calderoli, più di quanto fatto dal suo sfidante Bonaccini. Insomma, potrebbe aggiungersi un nuovo fronte. Il rischio c'è, però io credo che lo spirito di responsabilità che caratterizza i sindaci deve portarci ad una riflessione seria e soprattutto sul tema concreto, senza scivolare come è successo anche ieri in qualche episodio, sul concentrarsi solo e esclusivamente sul trasferimento dei fondi, perché potremmo oggi già discutere sul fatto che riteniamo che il trasferimento dei fondi non sia equo e non è di certo per colpa dell'autonomia. Il braccio di ferro in corso, se è vero che in giornata l'ANCI nazionale, guidata dal sindaco Dem di Bari Antonio De Caro, ha presentato alla conferenza Stato-Regioni un documento con varie eccezioni di metodo e di merito, innanzitutto sui LEP. E poi ci sono le province. La stessa conferenza delle regioni ha chiesto un ritorno all'elezione diretta di presidente e consiglio. Ormai è da parte di tutti individuato come il miglior percorso per dare all'architettura istituzionale un ente che dia risposte. Abbiamo visto quanto ha pagato dazio i territori in termini di servizi, in termini di manutenzione su strade e scuole dal 2014 ad oggi, perché la provincia non funziona, bisogna dare la possibilità che torni a funzionare.